Si ama in due. Tutto ciò che non è reciproco è inutile. I giorni si infilano tra le persone e a poco il tempo sceglie se diventare collante oppure spazio. C'è un tempo per ogni cosa. Un tempo per tornare, per chiarire, per perdonare, per superare. Poi il tempo finisce e con lui finisce anche tutto ciò che non è reciproco. Cercarsi, ascoltare, parlare e rispettarsi. Molte persone dovrebbero scaricare una nuova applicazione, si chiama Rispetto e funziona anche senza wifi. È sufficiente collegare cuore e cervello. Sì, perché voler bene a qualcuno non è mai un buon motivo per sopportare la mancanza di rispetto. La pazienza arriva fino alla linea del rispetto reciproco, ma superata quella, l'amore si trasforma in una relazione tossica. Quando il tuo amore non produce amore reciproco e il sentimento di una persona che ama non fa di lei una persona amata, ecco, quel sentimento è amore sprecato. C'è chi dice che l'amore fa soffrire, ma non è così. Non è l'amore che fa soffrire, ma l'amore sprecato. Sprecato da chi non ha mai saputo apprezzarlo, da chi non sapeva che farsene, da chi non lo curava, da chi non lo prendeva senza mai pensare che quell'amore che gli donavi era un pezzo di te che si portava via. Per questo, se l'amore non è reciproco, non può essere davvero condiviso. E condividere in amore non significa tenere il bilancio di chi fa questo o quello. Non è una gara a chi fa più dell'altro. Ci sono momenti in cui dobbiamo dare più di quanto riceviamo e ce ne saranno altri in cui avremo bisogno di ricevere più di quanto saremo in condizione di donare. Questo è l'amore, una continua condivisione di sentimento e presenza. L'amore è quando tu mi ascolti anche se non parlo, quando la sincerità profuma di rispetto, quando una piccola attenzione vale più di 1000 parole. Il numero perfetto è 2, tutto qui. Si ama in due, ci si ritrova in due. Se non è reciproco, è inutile. Francesco Sole.